Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Oggi facciamo insieme un po' di esercizi per migliorare l'equilibrio, che è così importante in tutte le età, ma soprattutto nella età un po' più adulta. Allora, iniziamo. Mi raccomando, le prime volte vi consiglio di farlo insieme ad un'altra persona. Poi quando avete già imparato e avete un pochettino più di fiducia, avete capito che non vi gira la testa, che riuscite a farlo, potete farli da soli. Però all'inizio è sempre meglio essere insieme a qualcuna persona che vi dia una mano in caso di bisogno. Allora, cerchiamo sempre un mobile, può essere un tavolo, può essere la sedia, come in questo caso, per appoggiarci, no? Allora, iniziamo, pronti? Via! Allora, appoggiati, apriamo le gambe all'altezza delle nostre spalle, cerchiamo di appoggiare il peso del nostro corpo in entrambe le gambe uguale, perciò 50% da una parte del peso del nostro corpo su una gamba, 50% sull'altra, ecco, ed iniziamo piano piano ad ondolarci, spostare tutto il nostro corpo verso destra e tutto il nostro corpo verso la sinistra. Non il movimento dell'anca, non è un corso di ballo, però dobbiamo farlo il più lineare possibile. Ci muoviamo tutto a destra, tutto il nostro corpo va a destra, tutto il nostro corpo va a sinistra e poi quando andiamo verso destra alziamo il talone della gamba sinistra e viceversa, andiamo a sinistra e alziamo il talone della gamba destra e così ci dondoliamo. Che è un po' quello che facciamo anche quando camminiamo, perché quando camminiamo rinforziamo il nostro equilibrio ed è importante. Allora, andiamo a destra, a sinistra. Vi ricordo, se avete eventualmente giramenti di testa, vi fermate. Ecco, adesso stop. Allora, gamba destra davanti, sinistra indietro e facciamo lo stesso però il movimento avanti e indietro. Avanti, quando andiamo avanti alziamo il tallone della gamba che rimane indietro, in questo caso la sinistra, ecco, e quando andiamo indietro alziamo la punta della gamba che è davanti, che è in questo caso la destra, e facciamo questo movimento sempre appoggiandoci ad un mobile o una superficie stabile. Anche qui cerchiamo di fare il movimento con tutto il corpo, come se fosse un asse proprio di legno. Ecco. Poi cambiamo, gamba sinistra davanti, gamba destra indietro e facciamo lo stesso. Sono esercizi molto semplici, però che ci aiutano tantissimo. Adesso io non sto contando, però una decina di volte vanno fatte. Ecco, e riposiamo. Poi se in mezzo a ogni esercizio sentiamo il bisogno di sederci, possiamo farlo e poi riprendere. Allora, il prossimo esercizio è sempre nella posizione ben diritta, le gambe un po' aperte all'altezza delle spalle, mantenendo la distanza dalle spalle, e portiamo la gamba destra in fuori e poi di nuovo torniamo. Gamba destra in fuori e torniamo, appoggiando solo la punta, punta e torniamo, punta e torniamo. Adesso si contiamo 3, 4, cerchiamo di stare ben dritte, 5,
10. Stop. Adesso facciamo l'esercizio con la gamba sinistra, in questo modo. Portiamo laterale e torniamo alla posizione iniziale. Andiamo laterale, sempre appoggiando la punta. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Adesso ci mettiamo di fianco al mobile in cui ci stiamo appoggiando. Appoggiamo il peso del nostro corpo sulla gamba vicino al mobile e l'altra la alziamo in questo modo e scarichiamo anche peso sulla mano in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Magari se qualcuno di voi non riesce a fare tutte e 10, può fare anche 3 o 4, quelli che si sente da fare, perché tutti siamo diversi e ognuno deve guardare le condizioni in cui si trova. L'importante è provarci e farlo. Adesso lo facciamo dall'altra parte, perciò vi do la schiena. Ci appoggiamo con l'altra mano, con la mano destra in questo caso, appoggiamo il peso sulla gamba destra e alziamo la sinistra. 1, 2, 3, 4, magari non riusciamo a alzare tutta la gamba, sino un po' di meno, lo facciamo lo stesso, 6, però cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile. 7, 8, 9 e 10 e stop. Adesso mi è venuto da ridere perché questo prossimo esercizio provo a dire i numeri in dialetto. Vediamo, allora, già sto ridendo da sola. Allora, ben appoggiati, piedi aperti all'altezza delle spalle, ci appoggiamo e poi alziamo i taloni. Questo è molto importante anche per la nostra circolazione. Quando stiamo tanto tempo in piedi, stirando, lavando i piatti o non so, allora va bene anche fare 1, 2, 3 di questi esercizi che ci serve tanto per la circolazione, ma in questo caso stiamo lavorando con l'equilibrio. Allora, pronta Ele? Non ridete, perché comunque non sono molto pratica, ma ci provo. Allora, boom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eccoci. Dai, un po' di fantasia, Allora, io ci ho provato a dire numeri in dialetto. Ci ho provato, Allora vi invito che voi provate a dirli in spagnolo. Andiamo insieme? Ah, un attimino, non ho spiegato l'esercizio, Allora, questa volta praticamente facciamo questo movimento in modo alternato. Alziamo i talloni di una gamba e poi alziamo il tallone dell'altra gamba, dell'altro piede. Ecco.
facciamo questo movimento ritmico molto carino, molto divertente ed armonioso, e anche qui lavoriamo un po' la coordinazione. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Per oggi vi lascio con questi esercizi che sono molto belli e molto importanti. Mi raccomando, all'inizio fatelo in compagnia di qualcuno, invitate i vostri figli, le vostre amiche, i vostri nipotini, qualche persona che vi fa piacere tenere accanto, e magari lo fate anche insieme. Mi raccomando, fateli, che sono molto molto importanti. Allora, non mi resta che mandarvi un saluto molto speciale, un abbraccio forte, 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 e vi aspetto per la prossima volta. Un bacio, vi voglio tanto bene e grazie.